Benvenuti a Mesedeke Sitake, la trasmissione dove rivalutiamo le ricette friulane. Oggi ne facciamo una difficile, segretissima. Ecco qua gli ingredienti. Abbiamo ricotta fresca, delle erbe passate in olio e cipollino, burro, delle spinaci tritate, farina, acqua, sale. Quindi abbiamo visto ingredienti facilissimi, di ottima reperibilità. Ci vediamo tra poco per preparare i charsons di primavera. Ho detto charsons di primavera perché io in questo momento sto utilizzando dello sclopit che ho congelato nel periodo dell'anno in cui lo raccoglievo. In realtà si possono usare anche delle spinaci, della bieta, urtichons se li avete messi da parte o se state vedendo la puntata nel periodo giusto. La ricetta è facilissima perché, come tutte le ricette nate nelle cucine delle donne, ci vuole poco. Utilizzeremo un po' di farina per fare la pasta, a cui aggiungiamo delle ortiche, bieta, spinaci, quello che avete a portata di mano, semplicemente lessata con un po' di sale e tritata. Mescoliamo in modo che facciamo già da subito assorbire un po' dell'umidità dalla farina, perché poi andremo ad aggiungere tanta acqua quanta ne serve per tirare la pasta. Un pizzico di sale nell'impasto e l'acqua. Con una forchettina a mano, come vi trovate più comode. Chi ha l'impastatrice, va benissimo anche l'impastatrice, dipende un po' dai volumi che volete lavorare. Con l'impasto ci siamo, gli diamo un'ultima tirata sul piano di lavoro, così, in tranquillità. Questi sono dei lavori che, se siete un po' nervosi, vi aiutano a rilassarvi, perché tirare la pasta è un atto veramente che vi rilassa. È una cosa facile da fare, gli ingredienti sono pochi e non è faticoso, però scarica, è un esercizio zen, dico io, perché comunque bisogna stare concentrati e vedere che la pasta tiri, nel senso che la pasta raggiunga quella consistenza che può essere tirata con il mattarello. Così. Abbiamo raccolto tutta la farina che avevamo distribuito sul piano. Ecco qua, abbiamo fatto quindi una pasta un po' verde, ma non proprio verde completamente, lasciandoci dei pezzi delle erbe che abbiamo a disposizione. Mentre la pasta riposa, in modo che il glutine si sistema come al solito, sapete, io non voglio essere troppo tecnica nelle spiegazioni perché voglio che sia una cucina di casa. Comunque, mentre il panetto riposa, lo lasciamo un attimo da parte e prepariamo il ripieno. Io mi sono preparata in anticipo un po' di erbe cotte. Le ho semplicemente ripassate in padella con un po' di cipollino, un po' di sale, un po' di noce moscata e un filino d'olio. Quel tempo necessario affinché si ammorbidiscano e siano maneggiabili. Quindi mettiamo le erbe in una ciotola, aggiungiamo la ricotta fresca, faremo un charson delicato di gusto primavera, estate o momenti di dieta, anche se, come ho già detto altre volte, fare la dieta con le mie ricette è un po' difficile, la dieta dimagrante, no? Intendo. Quindi ricotta, le erbe che ho cotto con un filo d'olio, sale, pepe, noce moscata. Il ripieno fatelo sempre a gusto vostro, non andate troppo dietro alle ricette, perché a me piace che ci sia parecchia ricotta, a qualcuno piace più che ci siano le erbe, quindi
In cucina è proprio il momento di sbizzarrirsi, di fare le cose come piace a noi. Sono molto belle le ricette che troviamo perché ci danno un'idea, una base, un punto di riferimento su come si fa un piatto che magari non abbiamo mai fatto. Ma è veramente bello farlo la prima volta come c'è scritto e poi riprodurlo in base a quello che ci piace. Quindi ho mescolato la ricotta con le erbe, aggiungo un po' di parmigiano. La noce moscata. La noce moscata c'è anche già tritata, c'è la polvere di noce moscata. In realtà il profumo che sprigiona appena grattugiata è un pochino differente. Potete usare questa o quella, non cambia molto in realtà. Cioè non cambia molto, dipende da come vi piace, la ricetta esce lo stesso. A questo punto il ripieno è pronto. Con il ripieno pronto abbiamo dato tempo al panetto di pasta di riposare. Liberiamo tutto. Ecco qua. Infariniamo un pochino il piano, se serve. Infariniamo il mattarello, così. Prendiamo una parte dell'impasto, salvo che voi non siate delle sfogline esperte, non so dove ho messo il coltello, ma si può dividere anche a mano, salvo che voi non siate delle sfogline esperte come le sfogline emiliane, prendete piccole porzioni, gli date una chiusura sotto, quindi andiamo a chiudere la pasta sotto e cominciamo a lavorarla dal centro. Piccole rullate senza spingere troppo, di modo che la pasta si rilassi, si distenda, così è contenta anche lei di essere mangiata poi, no? Fino ad ottenere una sfoglia sottile. Quando tirate la pasta, avete visto ho preso un pezzettino piccolo. Se voi tirate la pasta così come faccio io, muovendomi con il corpo, no? Così in questo modo, non vi stancate le braccia e non date alla stesura della pasta quella violenza che poi fa risentire, perché il glutine è questa proteina che c'è all'interno delle farine, comunque ne risente se la pasta viene stesa in una maniera troppo aggressiva. È sufficiente mettersi una gamba indietro e una avanti e così, con delicatezza stendete e vi verrà una sfoglia regolare, sottile, perché quando andiamo a mangiare un raviolo, in questo caso un cerson, è bene che la pasta sia sottile e che il cicciotto ci sia per il ripieno e non solo per la pasta, anche se oggi abbiamo fatto una pasta molto bella, ricca di erbe e di sapori. Una volta stesa la pasta, con un coppapasta tondo o anche facendo dei quadrati, dipende dalla forma che volete dare ai charsons, andiamo a ritagliare. Così. Questo coppapasta che sto usando io ha 6,5 cm. È una misura che a me piace come per fare questo bocconcino. Quelli quadrati li potete fare tranquillamente più grandi. E adesso su ogni dischetto mettiamo un pochino di ripieno. Vediamo che spesso in televisione gli chef usano la sac à poche per fare le porzioni di ripieno. Se ce l'avete, se sapete usarla, benissimo, bravi, si può fare anche così, dito e forchetta, non servono tante cose. Mettiamo un po' di ripieno quindi al centro dei dischi, poi inumidiamo i bordi con un pochino d'acqua e li sigilliamo. Se non avete il pennellino, sempre in maniera molto artigianale, si fa anche così. E la chiusura si può fare a mezzaluna, così. Fategli sempre un forettino in modo che il sugo poi si raccolga meglio. O, se vi piace di più, prima la mezzaluna
sigillata, io ho i guanti bagnati per cui mi si sigilla, e una forma antica dei charsons è questa, tic, tic, con 2 pieghine. Tutte le pieghine che noi facciamo sulla pasta servono a raccogliere meglio il sugo, quindi più pieghine, più sugo. Mentre finisco di farcire questa porzione, ne farò una perché l'ospite forse ne mangerà solo una, ma siamo in tempo a fargliene anche di più. E mentre farcisco ho già l'acqua che bolle. Dietro di me c'è la pentola con l'acqua salata, come per l'acqua per la pasta, che sta bollendo. In modo che appena sono pronti andrò a cuocerli con l'acqua ricordatevi, in leggerissima ebollizione. Altrimenti con l'ebollizione un po' troppo forte rischiate che si aprano e vi scappi fuori il ripieno. Quindi qualche minuto, sono già a galla, ci vuole un attimo, non si sono aperti, quindi il ripieno è ancora dentro, non si è sparpagliato in giro per l'acqua. Hanno anche preso un bel colore verde, no? Perché con le erbe che abbiamo messo dentro l'impasto della pasta, appunto, hanno anche un bellissimo colore verde vivo. Se voi preferite fare un colore omogeneo per la pasta, perché magari qualcuno non gradisce di vedere i pezzettini, fatelo pure. A me piace così, è più coreografico. Ecco qua. Via nel piatto. Tempo di sciogliere il burro, metterci la ricotta affumicata e buon appetito. Il burro è nocciola, sono conditi, spegniamo, un po' di ricotta affumicata. Il piatto è pronto. Per fare i charsons con erbe e ricotta ci serviranno 2 etti di patate, 2 etti e mezzo di farina, un po' di sale grosso, 2 etti di erbe verdi miste a scelta, possono essere spinaci, sclopit, ortiche, bieta, 2 cucchiai di latteria stagionato, 2 etti e mezzo di ricotta fresca, della noce moscata, burro e ricotta affumicata. Abbiamo oggi con noi un ospite super. Super perché è un nome così difficile che io spero di dirlo giusto. Abbiamo assieme a noi Michael Walsing. Benissimo. Non è esattamente un nome e un cognome friulano, ma adesso capiremo perché sei qui con noi dove si parla di friulanità. Grazie. Ti presenti tu? Sì, grazie. Walsing perché metà belga, metà friulano però. Sono nato in Belgio, ho vissuto la prima l'infanzia in Centro Africa, in Ruanda, diventato famoso negli anni 90 per il genocidio. E poi siamo tornati qui in Italia, ho finito gli studi e poi ho cominciato un attimino a entrare nel mondo del lavoro attraverso ambito finanziario, ho fatto il formatore, prima in ambito tecnico, poi al lavoro, poi anche ho sempre fatto sport, prima tennis e calcio, poi ho dovuto scegliere uno dei due, Sì? ho fatto solo calcio e poi ho mollato il calcio e ho ripreso il tennis. Va bene, quindi comunque ne hai scelto uno, no? Sì, sì, alla fine uno siamo andati a finire lì sul tennis e vista avevo esperienza di formazione, qualcuno mi ha anche detto perché non fai il formatore di tennis, ho cominciato dunque in questo ambito a fare quello. Bene, quindi ricapitolando, tu hai un nonno friulano Sì, che è andato a vivere in Africa, 50 anni in 50 Africa. anni in Africa, dove si è distinto perché? Beh, mio nonno in Africa ha fatto dunque tutta una carriera da imprenditore, però poi ha sempre pensato anche un attimino agli altri, ad aiutare il popolo in Ruanda.
ha costruito una scuola, ha fatto degli aiuti vari e grazie a questo ha avuto anche un titolo di cavalierato. E per questo motivo, insomma, ha potuto anche scrivere la sua storia, ha fatto un libro sui suoi 50 anni in Africa. E niente, poi questo è Vogliamo stato dire l'esempio. il nome e il cognome di questo nonno? Il Perché... nonno si chiamava Tomini Gianalberto. E il libro è L'alba sul lago Kivu, che lui ha scritto, e la sua storia, di Perché fatto. magari i telespettatori vogliono andare poi a vedere, no? Se si può, volentieri, insomma, sì. A vedere comunque la storia, il libro, insomma, no? La storia di un friulano che ha passato appunto la maggior parte della sua vita, oltre i 50 anni, in un paesino piccolo, quella volta sconosciuto a tutti, poi diventato famoso, magari anche tristemente famoso, ma adesso lo conoscono tutti. Certo, sono cose che purtroppo succedono. È bello conoscerlo perché è un bel paese, quello sicuramente. Panorami stupendi, immagino. Sì, sì, molto belli, molto verdi. Il paese delle 1000 colline, pur essendo molto piccolo, è tutto un sali e scendi e sicuramente molto verde, molto bello. Bene. Quindi poi torniamo un pochino ai giorni nostri. Tu oggi sei qua in tuta perché hai appena terminato una lezione di tennis. Sì. Ma io non ti ho chiamato qui perché fai l'istruttore di tennis. Ti ho chiamato qui perché ho trovato un friulano di cui raccontare. Quindi con origini friulane, come abbiamo detto, e c'è questo tuo libro, Il respiro del tennista trova il tuo tennis. Io ho sbirciato un po' e ho visto che non insegna a giocare a tennis. Non è un manuale per il tennis, è un manuale di vita, no? Diciamo che l'intento è quello comunque attraverso il tennis di aiutare le persone a trovare il loro equilibrio. Questo è il senso. Io sono abbastanza convinto che bisogna essere equilibrati in bolla, si tende a dire, no? A bolle non va benissimo. Esatto. Dunque anche le lezioni di tennis sono sempre improntate prima di tutto per rimettere la persona in una condizione fisica, mentale, psicologica o energetica giusta per poi poter magari anche crescere nel tennis, questo senz'altro, ma l'intento è soprattutto quello di mettere a suo agio le persone in equilibrio. In equilibrio, quindi si potrebbe dire, secondo te, trovare la centratura? Sì, il senso è quello, esattamente, partire perché quando le persone arrivano a lezione per motivi di lavoro, per motivi familiari, per motivi di stress che ormai siamo abituati a vivere quotidianamente, hanno spesso bisogno o di sfogarsi o di rilassarsi o semplicemente di distrarsi prima di tutto e dunque prima di tutto facciamo quello. Quindi il tennis, il tennis visto in questo modo, per chi non conosce o chi non ha mai fatto tennis, non è semplicemente uno sport, ma è proprio un modo per ritrovarsi. Sì, questo è il messaggio che si vuole dare. Il tennis, ho parlato di tennis perché è quello che è pratico, ma in realtà penso si possa facilmente allargare a tutti gli sport. Fare sport penso sia molto importante per tutti noi, sia per la mente che per il fisico, e farlo nel modo anche giusto dà il doppio dei risultati. Bene. Ho visto qui una frase che mi va di leggere. Si ha successo nella vita e nel tennis quando si riesce ad essere se stessi dando il massimo. Questo libro ci aiuta in questo. Allora, mi fa venire in mente due cose. Uno, questa filosofia abbastanza recente in cui veniamo da un paio di generazioni fa dove ai bambini veniva detto alle superiori farai questo perché da grande farai quello e non veniva data possibilità di scelta. Invece oggi i bambini vengono aiutati a far emergere i propri talenti. Quindi questa è una delle due cose che mi viene in mente. L'altra è il libro L'arte della guerra di Sun Tzu, dove non viene insegnata la guerra, ma viene insegnato proprio un modo olistico, direi, per imparare a difendersi, a mantenere il proprio io in tanti ambiti. Quindi è un libro veramente bello e completo il tuo, no? All'interno si parla anche di yoga, arti marziali, ma c'è anche il Reiki. Sì. Raccontami. Sì, allora ho provato a distinguere bene questi 4 ambiti, che sono l'ambito fisico, l'ambito mentale, l'ambito psicologico e l'ambito energetico, avvallandomi anche dall'aiuto di esperti in questi settori, e dunque Luca Fontanini per la parte fisica,
Miriam Lucia Bertolli per la parte di mindfulness, dunque quella della mente, la parte psicologica da Alessia Iacuzzi e la parte energetica a Francesca Tuzzi, che mi hanno dato un grande aiuto dando le loro esperienze e avvallando un pochettino le mie idee. E quando alleno cerco sempre di fare attenzione appunto a queste cose e insegnare prima di colpire bene la palla e magari insegnare alle persone a respirare bene, completamente, riuscire a ritrovare sia respirare per il corpo ovviamente, ma anche respirare per la mente, respirare per i propri pensieri. Sì, è un po' fuori dal concetto tecnico puro di colpire una palla, questo è sicuro, ma penso sia primario, cioè prima questo tipo di serenità, di tranquillità sul campo, poi è chiaro che uno più è bravo, più si distinguerà, insomma, anche nei colpi del tennis. Certo, anche perché insomma, è risaputo che gli sportivi, specialmente quelli che raggiungono grandi risultati, sono seguiti da un coach, da un life coach, mindfulness coach. Quindi qui troviamo questo sostanzialmente, giusto? Sì, e voler aprire la porta a non solo i professionisti, cioè quello che usano i professionisti, ma per tutti. Per tutti. Esatto. Bello, veramente bello un libro del genere. E, sei ritornato al tennis dopo aver fatto tanti anni di calcio. Sì. Ma da piccolo, se non ti avessero detto devi sceglierne uno, se non ti avessero detto devi sceglierne uno. Ma ho sempre amato gli sport in generale da piccolo, devo dire la verità. Mio nonno paterno mi ha messo la racchetta in mano quando avevo 3 anni, d'accordo? Però io ho sempre avuto una grande passione per il calcio. La vita mi ha permesso di fare entrambe le cose fino a un certo punto, poi fisicamente ho dovuto scegliere. Ok. E sì, il mio fisico, insomma, gracile non mi permetteva di fare entrambi. E poi, come ho detto, prima uno, prima il calcio l'altro. e poi sono rientrato sull'altro. Ma io sono uno che segue un po' quello che capita, nel senso il destino, i casi della vita. Anche questo libro è scritto alle prime pagine, ho voluto spiegare come è nato, perché è nato veramente in modo anche strano sostanzialmente, perché prima di tutto io facevo il formatore e non giocavo più a tennis. Poi ho ripreso a giocare a tennis. Poi mi hanno dato perché con la tua esperienza non fai anche il maestro di tennis e mi sono lasciato convincere. Poi ho avuto un contatto con una persona che è proprio un life coach di cui si parlava e lui mi ha detto ma visto che sei così, hai questa mentalità, perché non scrivi un libro? Quindi questo libro è un concentrato della tua esperienza. Sì, sì, diciamo una visione che ho delle cose, quello che io ritengo importante che tutti dovrebbero un pochettino conoscere o perlomeno provare a conoscere e provare anche sul campo. Sul campo della vita. Sul campo del tennis Non e solo- sul campo della vita, sì. Non solo sulla terra rossa. Tu a quanti anni avevi quando sei arrivato qua in Friuli? Sì, siamo arrivati quando avevo 12 anni, 12-14 anni, perché il primo passaggio a 12, poi 14 siamo spostati definitivamente, dunque ho fatto tutta la parte superiore delle scuole e poi l'università, insomma, qui a Udine. A Udine, quindi Sì. superiori e università qui a Udine. Io sono curiosa, sai le donne, Prego. com'è stato l'impatto con il cibo friulano? Ma con il cibo è sempre stato molto interessante perché io sono tendenzialmente curioso proprio a livello anche culinario e avevo un po' di esperienza perché comunque con i nonni friulani mi ricordo quando si facevano alcuni piatti comunque di tradizionali ed era sempre un grande evento anche a Kigali in Ruanda, ma poterli assaggiare anche qui sul posto è sempre stato praticamente ancora più interessante perché si rientra proprio nella base, no? dove vanno fatti e sono sempre molto interessanti, insomma, da sperimentare. Bene, allora io spero che tu sia pronto per sperimentare un piatto che ho preparato per te. Si tratta di un piatto di cui si chiacchiera tanto perché i charsons pare che siano difficilissimi, in realtà
poi quando rivedrai la trasmissione, perché li ho fatti prima che tu arrivassi, vedrai che sono molto semplici da fare. Ho pensato che sei sportivo, per cui ti ho fatto una versione abbastanza leggera, non leggerissima perché è impossibile, e si tratta di charsons con ricotta fresca e erbe spontanee. Ottimo, Pronto? prontissimo. Allora Michael, vediamo se ti piacciono questi charsons alle erbe. Subito. Intanto che Michael mangia tranquillo, io vi saluto, vi do appuntamento sabato prossimo con la nuova puntata, la nuova ricetta. Con l'altra mano sto tenendo a bada Perla che sta cercando di attentare al piatto. Buonissimi, Ok, ti piacciono? decisamente, Bene, quindi li consiglieresti al pubblico? ma senza ombra di dubbio. Perfetto. Io vi saluto, ci vediamo sabato prossimo. Maman e Tigny si conta.